Buongiorno a tutti ragazzi, ultimamente nello spazio c'è stata una fortissima esplosione cosmica associata pure all'MP Gamma. In effetti questa scoperta è stata fatta da un team internazionale di cui fanno parte anche due italiani ragazzi, quindi guidati dall'astronomo internazionale Zipin, quindi hanno fatto questa, diciamo, scoperta. In effetti hanno individuato una kilonova, ovvero una potentissima esplosione prodotta dalla fusione, ciao Vocatella, di neutroni e buchi neri associata a un lampo di raggi gamma. Quindi in effetti questo ha dato diciamo, l'effetto di questa esplosione cosmica che poi è arrivata anche qui, diciamo, sulla Terra. In effetti l'hanno vista. Ciao Jasmine. Quindi l'hanno fatto, comunque è stata scoperta grazie ai telescopi ottici, anche perché sono cose che non si vedono col telescopio normale, con gli occhi, quindi sono invisibili. Quindi solo tramite parecchio attraversi speciali vedono questi lanci gamma che, come la materia oscura, l'antimateria, tutte queste cose qua non sono visibili così con un telescopio normale, quindi ci voglio qualcosa di più. Quindi hanno usato telescopi ottici, quindi satelliti, radiotelescopi, quindi altri tipi di telescopi. I radio in effetti loro prevedono la frequenza, gli ottici solo diciamo, una parte invisibile del cosmo. Quindi diciamo hanno visto questa, diciamo, esplosione che non è di adesso, come dico sempre ragazzi, è di 12 anni fa, però purtroppo quando arriva sulla Terra l'immagine oppure i suoni oppure tutte le proiezioni sono cose che sono già avvenute in effetti. Quindi come ho detto io, se osserviamo una galassia che dista 50 anni luce, ragazzi, quella galassia è l'immagine dei 50 anni fa, cioè non è quella di oggi, quindi perché la luce ci impiega 50 anni per arrivare qui, quindi la nostra osservazione di quella cosa risale a 50 anni fa. Ciao Massimo. Quindi questa esplosione in effetti è avvenuta 12 anni fa, solo adesso è arrivata qua, diciamo, visibile in modo di dire, perché è stata possibile grazie a telescopi particolari, quindi sensori, radiotelescopi, che sono cose più diverse. Sì, era una cosa di 12 anni fa, purtroppo è arrivata qui oggi, quindi noi la rileviamo oggi, ma è una cosa vecchia. Ciao Rosaria. Quindi in effetti sarebbe la fusione di due stelle di neutroni con un buco nero, quindi danno origine a un segnale di onde gravitazionali. Quindi sono tipo un elettromagnetismo. Ciao Marinella. Quindi diciamo che e più o meno adesso se ne stanno. Sì, perché lo spazio è così, Massimo. Tu una cosa che vedi che ti sta 50 anni luce, quella è l'immagine di come era 50 anni fa, cioè non è l'immagine attuale. Se io guardo adesso una galassia che dista 100 anni luce, quella galassia che io sto osservando era di 100 anni fa. Può darsi pure che ora non ci sta più, però l'immagine che arriva a me sulla Terra è quella di 100 anni fa. Purtroppo, ragazzi, un anno luce è così. Quindi se una cosa io la vedo a un anno luce, quella era l'immagine di un anno fa. Purtroppo è così, ragazzi, la luce viaggia così, alla velocità della luce, quindi qualsiasi oggetto vedi non è mai come, diciamo, nel momento esatto, cioè come oggi. Cioè se oggi io vedo una cosa a 20 anni luce, non è di oggi, è di 20 anni fa. Quindi purtroppo questa cosa è avvenuta tempo fa, però dopo 12 anni hanno visto questo, diciamo, esplosione di neutrini. Sì, sì, anche il Sole in effetti non è in tempo reale, in effetti è di 8 minuti fa, cioè la luce che noi vediamo è partita 8 minuti fa dal Sole. Quindi come tutte le cose, perciò io dico questa qua stava 12 anni luce e quindi ci ha messo 12 anni per arrivare qui.
E quindi poi i nostri telescopi, i nostri radiotelescopi hanno scoperto che c'è stata questa esplosione cosmica avvenuta tra un piccolo buco nero e due comete. No, non è una esplosione, è un'esplosione di due stelle di neutroni con un buco nero, quindi si sono scontrate. Quindi diciamo che è un'esplosione cosmica, in effetti la chiamano, quindi in effetti ci sono, la chiamano emissione da kilonova. Ah sì, sempre, ma è normale, non possiamo mai, Jasmine, stare al passo con lo spazio perché la distanza sarebbe sempre troppo. Ma sì, Massimo, purtroppo il discorso è quello, pure tu che ne so, tu vedi Giove, Giove che ne so, ci vogliono 2 mesi per arrivare su Giove. Allora ti faccio l'esempio di Marte. Marte, l'immagine che vedi di Marte non è quella di Emo, è l'immagine che semmai di 2 anni fa. Perché per arrivare su Marte, in effetti, a noi ci occorrerebbero 2 anni. Però calcolando che viaggiamo alla velocità della luce, diciamo che l'osservazione di Marte non è come io vedo Marte col telescopio e penso che Marte oggi è così. No, quello è Marte, semmai, un mese fa. Poi dipende sempre dalla misura di quanti, diciamo, di quanto distano da noi. Come ha detto Massimo, il Sole, in effetti quello che vediamo è quello di 8 minuti fa, non di adesso. Subito, avvocatello. Gli abissi oceanici. Vabbè, là ci sta la pressione millibare, quindi più scendi e più il corpo ti comprime, quindi non è che sarebbe meglio di andare nello spazio, eh? Quindi diciamo che a una certa discesa si va in apnea e poi a una certa discesa ancora vieni schiacciato dalla forza della pressione dell'acqua, quindi non è che è tanto bello pure sott'acqua. Quindi diciamo che c'è stata questa esplosione e solamente adesso noi ce ne siamo accorti. Quindi in effetti sono raggi gamma tipo radiazioni che non possiamo vedere. Però possono influire sui nostri satelliti, sulle nostre cose elettriche. Fortunatamente non c'è stato nessun danno, diciamo, ringraziando Dio, non c'è stata nessun danno a nessun sensore oppure quello che abbiamo noi nello spazio, quindi della stazione spaziale, ma tutto quello che ci sta, che diciamo satelliti TV, satelliti per le internet, fortunatamente sono tutti illesi, quindi in effetti è come se un'ondata di raggi gamma o onde radioattive ci fosse investito, come se avessimo fatto un attacco. Però questa cosa qui è venuta purtroppo 12 anni fa. Però siccome, ragazzi, il tempo è così, no, 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 è passato, però loro hanno voluto comunque fare questo annuncio, perché giustamente è una scoperta fatta da due italiani e un gruppo, diciamo, Zinpingin, quindi di giapponesi, un po' di, diciamo, di astrofisica internazionale, quindi loro dicono una potentissima esplosione prodotta dalla fusione di oggetti celesti molto densi, come stella di neutroni e buchi neri. In effetti è come se un buco nero e due stelle di neutroni si sono fusi in un'unica cosa. Quindi questo impatto ha generato questa ondata di campo, diciamo, di materia che era in direzione della Terra e quindi ci ha impiegato 12 anni per arrivare. E poi sicuramente si sarà formato un buco nero più grande. Però nell'impatto c'è stata questa ondata cosmica. No, sono notizie che io trovo in effetti sui siti scientifici in America, in Russia. In effetti sono queste recenti, ragazzi, questo è ottobre, questa è dell'8 ottobre, quindi non è una cosa. Oggi ne abbiamo 11, quindi è di 3 giorni fa, non è che sto raccontando una cosa di quanti anni fa. Nulla, in effetti a media c'è stata una scoperta di una esplosione cosmica associata al lampi gamma. In effetti due stelle di neutrini si sono, diciamo, imbattuti in un buco nero e quindi hanno dato vita, diciamo, a un'ondata cosmica
come una esplosione, va, che è arrivata sulla Terra dopo 12 anni. Sì, sì, è recente, è 8 ottobre. Purtroppo, come spiegato, ci vuole tempo perché un oggetto che dista 12 anni luce impiegherà 12 anni per arrivare qua, quindi purtroppo non potevano vederla 12 anni fa perché non ci stava per loro. È uguale, sì, purtroppo così funziona nello spazio. Una cosa che tu osservi che dista un anno luce, quella cosa che tu vedi, quell'immagine che adesso hai visto, è quella di un anno fa, non è quella reale di oggi. Quindi su qualsiasi oggetto che voi guardate nello spazio, e sapete benissimamente che quello è 60 anni luce da noi, significa quell'immagine come questa foto, vedi? Quell'immagine lì era quella di 60 anni fa, quindi adesso è capace pure che e non ci sta più, è morta, è collassata, è scomparsa, quindi può succedere di tutto. No, non è successo nulla, in effetti era più per i satelliti, queste cose qua, ma non è successo nulla, però giustamente l'hanno pubblicata, quindi non lo so, non ho visto, diciamo, sulle news, sia in italiano, e dopo devo controllare perché ho visto questa notizia, ho detto faccio questa qua un attimo, poi ho visto terremoti, cose, quindi diciamo che siccome stamattina sono stato un po' impegnato con mia mamma che non stava tanto bene, allora solo adesso sto guardando un po' le notizie quali sono. Adesso ho fatto quello del tifone che sta continuando a marciare sul Giappone e quindi domani farò un casino su Tokyo. Adesso avevo visto questa qui, diciamo, di questa esplosione cosmica, quindi dopo incomincerò a vedere se c'è stato qualche terremoto. Sì, no, gli faceva male in petto, poi al finale si pensava che era il cuore, come sempre, però al finale era bronchite, quindi è uscita con la bronchite dall'ospedale. Però la procedura in ospedale è tutta la mattinata siamo stati là alla fine. Perciò in effetti ho incominciato a fare il video sotto passata l'una, in effetti. Quindi da stamattina alle 8 che stiamo davanti al pronto soccorso a fare gli enzimi cardiaci, poi ci vogliono 2 ore per arrivare. No, ma sta bene comunque. Sì, sì, Massimo, quello sta già, ieri stava a quinta categoria. È aumentato un po' di 20. Sì, sì, ma sta bene, grazie Maria. Quindi in effetti sta camminando proprio pesante questo super tifone e dicono che domani impatta su Tokyo, quindi c'è proprio l'occhio su Tokyo. Come regola, come ho spiegato nel video precedente, credo che annulleranno, grazie Marinella, annulleranno la Formula 1 e poi ci stanno i campionati rugby mondiali, quindi penso che tutte e due le avranno, grazie Massimo, grazie a tutti ragazzi, avranno, diciamo, sospenderanno domani e domenica le gare. In effetti ci sta quella a Suzuka e quella oggi è proprio giornata allora. Ma quello è il casino, purtroppo ci stanno, quando vai all'ospedale ci sta un casino di gente, pure qua era pienissimo, tutti quanti a fare gli enzimi, e chi stava così, chi stava così, è un casino proprio. Vabbè, può darsi che un po' di gastrite, oppure ha preso 2 Aulin, due. In effetti i dolori allo stomaco, grazie Maria, è sempre così. Quando ti prendi troppi antibiotici oppure Aulin per mal di testa, queste cose qua, poi lo stomaco sta e poi, grazie Amelia, sta e poi ti fa male, quindi bisogna andare cauti con, come a me. Io quando ho mal di testa, Aulin, Noki, basta anche mi passa e poi dopo mi fa male lo stomaco. Quindi può essere anche quello, però può essere pure una gastrite nervosa, tante cose. No, quindi quelli di rugby sono sospesi, quelli di Formula 1 no. Noi speriamo che comunque dicono che investirà tutto il Giappone, quindi credo che dovranno fermare pure la Formula 1, quindi non credo che faranno giocare, diciamo, partire le auto, non credo proprio. Anche perché se domani sai quanta pioggia farà lì, a voglia. Pensa che impatterà a 5 di categoria con 20 a 260, sai quanta pioggia porta? A voglia.
le macchine invece di correre galleggiano. No, ma sarà sicuramente così perché qua, perlomeno nell'ultimo aggiornamento che era delle 12:45, quindi proprio recente, parlava di piogge torrenziali pazzesche. In effetti molte persone che stanno sulla traiettoria hanno lasciato, come si dice, hanno chiuso bene le porte, hanno messo, diciamo, come si dice, dei pezzi di legno davanti alle finestre e sono andati via. Quindi alla fine hanno cercato di barricare bene le case, però sono andati via lo stesso. Quindi in effetti hanno cercato di proteggere al meglio le case, però poi qualcuno è andato via, addirittura non rimane, diciamo, dove passare il tifone. Quindi ha semplicemente cercato di mettere più al sicuro la casa con i vetri, mettendo le tegole di legno, perché ho visto un video dove la gente prima di andare via cercava di al meglio di riparare le case. Quindi in caso arriva qualche cosa vicino ai vetri può darsi che non si rompa, non è detto che si salva, però ci hanno, perlomeno cercano di mantenere un po' più al sicuro. Ma quelli che stanno sulla direzione dell'uragano già stanno andando via già adesso, quindi sicuramente voleranno via. Io, a me come mi dicevano che sta arrivando, io già me n'ero andato. Sì, guarda, oggi qua a Salerno ti posso assicurare. Vabbè, ragazzi, non posso parlare italiano perfetto perché statisticamente per me è impossibile. Io non riuscirò, io sono stato a Torino, sono stato in tutte parti del mondo, ragazzi. Il mio napoletano, la mia pronuncia non è mai cambiata, pure quando parlavo in inglese, finlandese, tedesco, il poco di napoletano compare sempre. È bello a te, Francesco. Guarda, io ti dico una cosa, io stamattina di fronte all'ospedale ci sta, diciamo, in effetti ci sta il mare, sta lo stadio della Salernitana, stavano la gente a mare, ti giuro, ho detto guarda là, guarda, la gente sta a mare, perché dall'ospedale si vede il mare, la spiaggia, in effetti lo stadio, perché sta un po' più altino, diciamo, si vede abbastanza. Sì, sì, lo so, il napoletano è bella come lingua, però purtroppo non puoi fare una live a parlare tutto napoletano perché alcuni non lo, alcuni lo capiscono, altri no, non è questo, quindi cerco di parlare il più possibile in italiano, poi la parola napoletana scappa sempre, quindi è inevitabile. Pure sono stato a Torino 5 anni con amici che parlano italiano perfetto, ragazzi, ma che io alla fine la dico sempre la parola mezza napoletana e mezza italiana. Come quando quel ragazzo mi dice, quando qua i ragazzi dicono ma non si dice io sono caduto, il ragazzo napoletano ti dà la risposta facile, dice guardate professoressa, o io sono caduto o io ho caduto, sempre a terra sono andato, quindi il ragazzo ha ragione. Subito fatto, Francesco tu. Ciao Giuseppe. No, io non scappo proprio, figurati, Massimo. Io a Torino parlavo più napoletano di come parlo qua sulle live. Eppure mi capivano quando andavo nel bar. Io entravo e dicevo, mi facete un caffè per piacere? E quelli mi guardavano, un caffè? Sì. Quindi al finale io a Torino quando entravo nel bar si erano abituati oramai. Dicevo, sì, mi facete un caffè per piacere? E quello subito dice un caffè? Sì, sì, grazie. Quindi si erano abituati, quindi a Torino personalmente il napoletano lo capivano perfettamente, un po' a Milano non tanto. A Milano, guardate, ti giuro, sono stato frase, tu pare, non so chi è di Milano di voi, comunque, tu sei di Roma, mi pare, a Milano sono andato un giorno, mamma mia, tutta gente con la puzza nel naso. Ti giuro, tutte giacche e cravatta, tutti belli con le cuffiette, computer portatili. E ci ma chi sarà stanno?
Sì, Marcus, guarda, io sono stato a Milano per poco, in effetti sono stato sotto al Duomo, tutti figli di papà, tutti belli perfettini, giacca, cravatta, tutti belli tirati acchittati, come diciamo qua a sud, con, con la cuffietta nel lato che parlavano, sì, non vi preoccupate, vi faccio il bonifico, adesso sì, sì, stiamo facendo un bonifico di 10.000 euro, ve lo facciamo, e guardavo a questo e dicevo, ma chi sta venendo a scemo? Ma io guarda, ma sono stato in Freccia Rossa, no, Italo era, Italo, e stavo seduto, io ci stavo seduto, guarda, e vedevo tutti questi milanesi, ma si vedeva che erano proprio milanesi, non erano tipo emigrati oppure tutti perfettini, giacca, cravatta, sa, tutti con computer, cellulari, iPad, tutti che parlavano. Sì, sì, capo, adesso facciamo subito, facciamo un versamento in questa banca, conto corrente qui, e io pensavo in testa a me, ma chi ha asciutto chi sta? Guarda, Frange, io ultimamente, guarda, no, no, a parte di scherzi, ultimamente, se vi ricordate, mi avevano tolto, diciamo, il canale che non volevano farmi fare più video. In effetti, io ho detto, ho dichiarato che i miei video, come potete vedere, sono alcuni iscritti in dialetto napoletano. Io ho scritto a YouTube che io personalmente farò video dove faccio a volte video diciamo in napoletano. Il napoletano è una lingua ufficiale, quindi non mi hanno potuto dire di no. Quindi in effetti anche YouTube ha dichiarato che il napoletano è una lingua ufficiale, quindi non hanno potuto dirmi nulla. Quindi in effetti poi si sono dovuti ricredere perché loro hanno detto cerca di fare qualcosa un po' di diverso rispetto agli altri. Allora ho detto faccio le notizie in napoletano, così non potete dire che io faccio le notizie come tutti quanti gli altri, anche perché parliamoci chiari, ragazzi, le notizie sono tutte uguali. Sì, sì, ma guarda, io sono stato a Milano e mi sono trovato malissimo. L'unica parte dove mi sono trovato male è Milano, la verità. Poi vi devo dire, Torino, in Lombardia, in Piemonte stavo bene. Poi sono stato in Friuli Venezia Giulia, solo che non sapevo che era il Friuli Venezia Giulia. Penso che avvocato l'ho detto no, io non ci sono mai stato, ma invece ci sono stato bene. Un po' ho sentito un po', diciamo, la parte più, diciamo, razzista, diciamo così, a Bergamo e in Trentino Alto Adige, in effetti, proprio a Trento. Lì si sentono ancora, sa, un po' noi italiani, diciamo. Quindi a Trento, diciamo, si sentono tedeschi. Invece a Bergamo fanno sta cosa della Padania, tutte queste cose loro. Quindi in effetti solo là c'hanno sta cosa dei meridionali, ma poi sì, sì, nelle altre parti invece no, ragazzi. Posso assicurarvi che a Trento sì, c'è stava sta cosa proprio che mi pareva che... Sì, sì, è stata a Berlino, sì, sì, ma a Dublino, ma un sacco di parti sono stato lì, però non mi piace la verità. Berlino, no, 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 però dico la verità, ragazzi, non mi piace. Vero, pulizia al massimo, tutto quello che volete, però tutto perfetto. Sono stato in Austria, tutte quelle casette belle di legno, tutte a stile... Ma ragazzi, l'Italia è l'Italia. Guardate, ve lo dice uno che ha girato l'Europa. Io davvero, ragazzi, ho girato tutta l'Europa, non a chiacchiere. Purtroppo io l'ho fatto per lavoro, non è perché andavo così a divertirmi. Quindi ho passato tutta l'Europa. L'unico paese un po' simile a noi è un po' la Spagna. Quindi Barcellona, Madrid, diciamo, queste qua già si può stare, però ragazzi, come andate, tipo che ne so, in Russia, andate
Auguri allora, Francesco, allora rimane su 50 babà, con la crema. Quindi diciamo sono stati Austria, Cecoslovacchia, ma come si sta in Italia, ragazzi, perlomeno io parlo del sud Italia, non si sta da nessuna parte. In Sicilia ci andrei volentieri, che ne so, a Reggio Calabria uguale, andrei, che ne so, in Puglia, a Torino, sì, sì, sicuramente, a Napoli, io parlo di andare ad abitare, diciamo, ma negli altri posti no, sinceramente no. Già in Sardegna, pure in Sardegna non ci andrei perché anche la Sardegna è un po' particolare, ma già se dovrei vivere in Val d'Aosta, Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia non lo so perché comunque pure lì fa un po' freddino, quindi non è clima proprio per me. In Toscana mi sono trovato benissimo, in Toscana. Emilia e Romagna ho mangiato da Dio, ragazzi, quindi diciamo non me ne sono perso nemmeno uno. Nel Lazio a Roma è uguale. La Avvocatella. Avvocatella, che sei friulana. No, io sono stato a Sassari, la verità, e a Cagliari. In queste due città si sta bene, la verità. Io parlo internamente, in effetti, della Sardegna. Forse ci sta più. Però nelle città più quelle là, diciamo, Sassari e Cagliari si sta bene. Sì, sì, l'acqua è cristallina, ho visto proprio, si vedeva, ci potevi bere, come dicevo io. In Sicilia pure la stessa cosa, ci sta mia zia che di Caltanissetta, sono stato a Palermo, sono stato a Catania, quindi ho visto il mercato del pesce, la Sicilia mi piace. Ascoli Piceno ci sono passato solo, ho fatto una fiera una settimana. Sì, sì, è una città tranquilla, sì, però non mi dice nulla, capisci? È più una città di mare, preferisco, come la Sicilia, la Calabria, la Toscana, capisci? Grazie, o frase, quindi diciamo preferirei sempre una città, ma pure sul lago, ad esempio sul lago di Garda. Quindi anche sul lago di Garda io ho fatto una fiera, là è bello, in effetti il lago di Como, ci sono stato, là ci starei perché diciamo è bello come posto. Però ci sono posti, ad esempio a Trento non ci starei mai, a Bergamo non ci penserei proprio. Sì, sì, guarda, io sono stato a Posillipo, sono stato. Ma tutte le parti di Napoli dove vai si sta a casa, è come se stai a Salerno, uguale. Pure se vai a Piazza Garibaldi alla stazione, pure si sta dicono che è pericoloso, così, come non è vero nulla, ragazzi. Tutte invenzioni al finale. Io a Piazza Garibaldi ho tanti amici, quando arrivavo là mi mettevo a mangiare, diciamo, il panino, la cosa, no, no, il panino con la parmigiana, andavo nella salumeria e la signora invece del prosciutto mi metteva la parmigiana di melenzano nel panino, quindi mi sono trovato proprio bene a Napoli. La lungomare di Napoli. Sì, sì, una cosa leggera, avvocate. Poi andavo negli chalet a mangiare a base di pesce, penso che Francesco li sa, gli chalet, sta lì lui. Quindi negli chalet sono dei ristoranti sulla lungomare dove si mangia a base di pesce. E lì davvero si mangia ottimo, avvocate. La frittura, ma che cosa vuoi? Vai, certe volte, guarda, partivamo la sera qui dalle 10 da Salerno alle 10 di sera per andare a mangiare agli scialè a Napoli. Arrivavamo a Napoli sotto l'11 e mezza più o meno. Tanto ci vuole un'oretta da Salerno a Napoli più o meno. E arrivavamo lì e andavamo a mangiare agli scialè, quindi ci ritiravamo all'una e mezza, due a Salerno. Quindi andavamo giusto per quell'oretta per andare a mangiare il pesce, in effetti. Quindi il famoso cuop fritto. Quindi si partiva da qua, dice che vogliamo fare stasera, ragazzi? Dice, ma perché non andiamo agli scialè a Napoli stasera? Andiamo. Quindi, sto una favola, sto come a Pinocchio, sto una favola.
Quindi in effetti tutti quanti a criticare Napoli, Napoli, ma ci devi stare a Napoli. Quindi diciamo che Napoli è vero, possono dire tutta la gente così, così, però guardate ragazzi, certe volte la Sicilia condannano la Campania. Chiamate Napoli 081. Ma in effetti, ragazzi, in tutta Italia ci sta la delinquenza, la camorra, quindi non possiamo dire Napoli, Sicilia, allora andiamo a vedere sempre a Totorina, oppure la Campania andiamo a vedere sempre il prosciutto di Vesuviano, perché anche al nord ci stanno, quindi solo che al nord, come dico io, lo fanno più, più chiuso, più chiuso, e qui a sud noi si fa un po' più aperti alla luce del giorno. Quindi non è un problema, diciamo, campano oppure siciliano, perché la mafia sta da noi, no? La mafia sta da tutte le parti, quindi non è una scusa di dire la gente, ciao, come dirla, dice Napoli è pericoloso, se vai da solo ti rubano, ma quando mai ragazzi? A Napoli è bello, ci vogliono i soldi. A Napoli, ad esempio, ultimamente, l'anno scorso, siamo stati a Napoli, siamo stati a Piazza Garibaldi, poi da lì siamo andati a Vomero, ho chiamato un tassista napoletano, ho detto stammi a sentire. Sì, noi siamo, eravamo sei di noi, ho detto vogliamo fare un po' un giro di Napoli, un po' dappertutto. Ho detto che ti devo dare? Come? Stiamo facendo una live, andò. E dice, vabbè, facciamo una cosa, ti faccio fare tutto il giro di Napoli, me dai 100 euro. Però ci ha portato davvero a tutti, a Posillipo, ma a tutto parte, ragazzi, sul Vesuvio. 100 euro spesi bene. Un tassista che aveva tipo un tassi che era un pulmino, si può dire, non era un tassista normale. Quindi 100 euro a finale, però abbiamo visitato tutta Napoli, quindi siamo andati alla chiesa dove sta San Gennaro, ma siamo andati da veramente da tutte le parti. Dice che ci sei Don Melchiorre Peppino a Salerno, sì, sì. Stavo qua a fare diretta, no, andò. Stasera da Don, stavo sulla lungomare. Quindi diciamo ragazzi che girando tutta l'Europa veramente l'unica parte buona ragazzi è l'Italia. Potete andare dove volete voi, perlomeno io sono andato ovunque quasi, non dico tutto il mondo perché sono esagerato, però l'Europa l'ho fatta tutta. Vi posso assicurare che come state qua a casa vostra, oppure stai in Friuli Venezia Giulia, stai a Torino, a Milano, stai 100.000 volte meglio di qualsiasi parte dell'Europa. Finlandia, Norvegia, Austria, Ungheria, io l'ho fatte tutte ragazzi, Austria, ma non, quindi potete fare che volete, potete dire voi. Come si sta qua ragazzi, non si sta là. Non è una, perché Amelia fino a domenica puoi anche prendere l'asciugamano e andare a mare. Sarà bel tempo fino a domenica. A Marigliare, c'è già stato a Marigliare. Non ti preoccupare, Francia, prima o poi venga a Napoli e ti venga a trovare. Cioè, mi fa una bella magnata. Poi facciamo una bella diretta ad Avvocatella e facciamo guardare quello che ci sta sulla tavola e dico se permettete a mangiare. Guai, ma che sei proprio uno schiattiglia. Ma certamente non ci sta problema, pago tu, o paghi, basta che facciamo la diretta, Francesco, e diciamo la facci chi ci va male. Domitilla, Würstel e Crowdy e Brezel, c'ho proprio la testa piena. Sono stato in Austria, Würstel, Crowdy, Verza. No, là si scassano proprio. E come sono stato alla festa della birra in Germania dove è stato il nostro amico Francesco.
E anche la stessa cosa, mi lasciavi tu, fate un bagno pure per me, Francesco. Guarda, ti giuro, se stamattina non succedeva il casino con mamma, mi sa che mi andavo pure io a fare il bagno. Ma domani se il tempo sta bene, mi sa che mi vado a fare un bel bagno, ragazzi. Perché è proprio una giornata da Padre Eterno, come dico io, proprio bellissima. Peccato che metà l'ho persa, metà, vabbè. Sì, sì, qui inquacchiato di tutto. Là stava chi faceva il brezel farcito con lo speck e fondina. Ciao Massimo. Poi ci stava quello che faceva il wurstel con le crauti, la verza stufata, il goulash. Mamma mia, un casino proprio. Alla festa della birra, le birre non è che sono piccoline, sono tutte quelle da 1 litro. Cioè un bicchiere. Ciao, buon lavoro Antonio. Sì, sì, un bicchiere di birra, 1 litro. Mamma mia, bella. E quei bicchieri proprio andavano e venivano, proprio. Poi, diciamo, questi secondo me, proprio i tedeschi proprio vanno forte per il bere, guarda. E come fa? Non può farlo. Dopo controllo un attimo. Quindi in effetti ragazzi sono stato pure diciamo in Polonia e lì la stessa cosa, bevono proprio fortemente. Anche lì l'alimentazione è molto differente dalla nostra, patate, pollo. Sì, e frase quando sono arrivato lì ho detto ma questi da dove vengono? Parevano tutti robottini, tutti giacca, cravatta, iPhone, orecchie, e vi faccio il bonifico qua, vi faccio il bonifico là. E stavo proprio alla stazione di Rho, stavo, però io dovevo andare a Torino, quindi c'ero solo passato e salivano questi qua di Milano, anzi scendevano questi di Milano che erano saliti prima e proprio li vedevo. La fonduta e la sacerdote, sì, sì, la so, la fonduta l'ho venduta un sacco di volte, quindi, però la vendo di solito quando sto sempre fuori, quindi Germania, Austria, in questi luoghi qua facciamo noi, quindi la facciamo proprio noi e la vendiamo, facciamo le vaschette quelle di plastica, quelle là tipo olive, sì, sì, lo so. In effetti, allora ragazzi, in Germania bevono proprio pesante. Io ho visto donne bere anche 10 bicchieri da 1 litro. Io stavo lì sul banco, quindi servivo, quindi mi rendevo conto che sul tavolo i bicchieri andavano e volavano i bicchieri, ragazzi. Ho fatto 2 volte la fiera della birra e ti posso garantire, ragazzi, che in Norvegia pure ci sono stato, sì, sì. Sì, sì, avvocato è una donna, stava una ragazza, ma una quarantina d'anni forse, 10 boccali di birra da 1 litro e stava ancora bene. Gli uomini non vi dico, gli uomini io non li contavo più. No, pure qua si sta bene, io sto vicino al mare pure, quindi sto tranquillo proprio. Quando la gente si dispera per andare al mare, io scendo da casa e vado al mare, quindi io ho 3 minuti e vado al mare, invece non è che devo pensare di andare a fare che ne so, le vacanze, queste cose qua, no, io non c'ho bisogno di andare fuori, sto già in vacanza qua. Ma come fa a bloccarti? Non lo so. Cioè, in effetti posso bloccare solo io, capisci? Bah. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi. Voglio vedere un attimo che è successo qua, se sti blocchi di sempre sti misteri qua. Sì, quello è il problema per la fonduta, che di solito non la possiamo vendere dove fa caldo, perciò la vendiamo sempre in luoghi dove fa freddo di solito, quindi già venderla a Salerno sarebbe da pazzi, ci arrestano.
Devo controllare, devo bloccare, ma devo vedere che nome è però. Avvocato, mi senti mo? Ciao Giovanna. Adesso l'ho bloccata, vedi, l'ho bloccata a lei, l'ho beccata. Ha scritto si è bloccata la testa, ho capito che non eri tu. Ma che casino, ogni volta, sempre fa un account a nome tuo. Adesso è uscito, si è bloccata la testa. Eh sì, no, l'ho bloccata io ora, perché è uscita una scritta avvocatella, ah ah ah, ti si è bloccata la testa. Allora ho detto, questa è lei. Io ho detto, vorrei che blocco di nuovo avvocatella. Capisci? Mi pensavo che avevo bloccato di nuovo a te, stavolta però ho indovinato la vera avvocatella falsa, perché io, ti ripeto, quando faccio la live, io non vedo gli iscritti. Cioè, tra te e lei non ci sta differenza per me. A me sono due avvocatelli che compaiono. Vabbè, l'importante è che l'abbiamo bloccata, quindi adesso no, devo fare un altro account da capo avvocatello, quindi vediamo quante se ne fila di fa questo. Sì, però guarda, Jasmine, io avevo capito a te che dicevi, però ero incerto perché l'altra volta ho bloccato l'avvocatella quella là vera, quando ho fatto la diretta la sera con i ragazzi. Quindi volevo essere certo di beccare quella là giusta, capì? Non lo so, avvocate, perciò ti dico io, non sapevo quale era, quindi no, no, io avevo capito a te, Jasmine, che però solo io non volevo capire, cercare, ciao Giovanna, di sbagliare e bloccare l'avvocatella vera come l'altra volta. L'altra volta per fare così io ho bloccato la vera, quindi io ho sbagliato, non è che ho sbagliato, troppo, come ho detto, per me sono due nomi uguali, quindi non riesco a capire qual è la vera e la falsa. Invece quando vado sul canale vedo che Avvocatella tiene gli iscritti e quella no. Mm. E vabbè, Domitilla, vai sui tre puntini e cancellala. No. Allora, avvocate, tu vai sotto al video, vai sui tre puntini e dici nascondi commento perché offende a me. Eccolo qua. E subito fai. E quindi Domitilla, vai lì e bloccala quella là. Ciao Vincent, figura. Vincent Galan, un saluto da Giuseppe, ciao. Ma figurati. Sì, sì, non è la vera, quella che ti hai scritto sotto lì ti ha offeso in effetti, ma non è la vera avvocatella, è quella là falsa. No, Domitilla, allora a chi? Sotto quale video, avvocate, così lo blocco io. Fai una cosa, mandami quel video lì, la blocco io direttamente, dai, pure se sta su un altro YouTube la posso bloccare, mandami il video sotto su WhatsApp, così poi la blocco io direttamente. Facciamo prima così. Metto è molesto nei confronti. Sì, sì, Vincent, sì. Sta pure, non è un tifone, è proprio un super tifone, in effetti sta viaggiando molto pesantemente. Quindi diciamo domani Massimo mi ha detto che già i mondiali di rugby sono sospesi, adesso forse sospenderanno anche la Formula 1, perché domenica c'è a Suzuka la gara della Formula 1. Come dirla, io ho fatto un sacco di denunce, un casino proprio. Quindi non pensare che sia tanto facile, capisci? Quindi è un casino proprio. Ce l'ha di denunce, non ti preoccupare. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, ci sentiamo più tardi. Quindi dopo vado a vedere sotto questo video, voglio dire così la blocco pure io. Meno male che stavolta ho bloccato quella là, diciamo, giusta. Ciao Vince, ciao, buona giornata.
dei fuochi d'artificio. Ok, Jasmine, ciao a tutti, ci sentiamo più tardi. Lo vado a controllare un attimo io, ragazzi. Ciao a tutti, ciao Domitilla, ciao Jasmine. No, adesso vado a controllare perché ce l'ho spento il cellulare, ce l'ho sotto qua ma spento. Ma comunque lo blocco io. Vabbè, ciao. Sì, sì, ma figurati.